è lavorato, almeno per quanto è sua conoscenza, come nucleo anticrimine? Io all'incirca 5 anni, quindi dall'88 al 92 pieno, 93 anche. Lei sa se queste persone erano state attenzionate anche da altri organi di polizia? Sì, mi risultava che avevano lavorato su di loro anche il CICS di Catania e la direzione di Roma. Ora, vi siete coordinati con quelle forze di polizia per questo tipo di attività, oppure è solo un mero rapporto di conoscenza? No, non ci fu collaborazione perché ai tempi non sapevamo, ne sono venuto a conoscenza dopo in seguito perché ho visto delle relazioni di servizio e firma loro, ma non sapevamo l'uno degli altri. Queste relazioni di servizio, ecco, sono state trasmesse formalmente a voi o sono state, diciamo, soltanto viste No, io l'ho vista casualmente? Perché stando alla DIA, essendoci l'unione delle tre forze di polizia, ho visto casualmente che i colleghi avevano delle relazioni di servizio che avevano anche svolto o che si erano procurati. Da lì leggendo ho detto, ma insomma, questi servizi l'ho fatti anch'io, ecco, sono avuto conoscenza in questa maniera io. Ho capito. Non ci sono altre domande per il momento? Ah no, un attimino. No, se c'era qualche domanda... non ha finito il pubblico ministero, mi scusi. Devo fare qualche domanda. Sì, prosegui. Probabilmente Maresciallo lei ha già risposto, però il pubblico ministero forse era momentaneamente distratto. L'utenza cellulare della SACES è stata controllata da che periodo a che periodo come traffico cellulare? Durante tutto il periodo in cui fu attiva. E quindi se lo vuole ripetere? Sì, certo. Devo ritrovare un attimo il foglio. 21.592.8390. Era poco meno di un anno. Dal 21.592 all'8.293. Ecco, e poi lei sa se ha avuto la disponibilità la SACES di altra utenza telefonica? No, io no. E voi lei poc'anzi ha fatto riferimento a dei numeri telefonici che sono emersi nel corso di questa verifica sul tabulato. Dico, questo tabulato in questo momento ce l'ha lei materialmente oppure lei... È presso gli uffici della DIA. Presso l'ufficio della DIA. Lei ha fatto riferimento anche ad un personaggio che ha indicato nel nome di Pesce Antonino. Sì. Ecco, lei o il suo ufficio avete svolto indagini su questo personaggio Pesce Antonino, su eventuali rapporti di parentela con altre persone? Io sinceramente non conosco il Pesce Antonino, però sentivo parlare i colleghi, mi dicevano essere un nominativo molto interessante perché loro già in passato avevano lavorato o conoscevano parecchio, ecco. Lei sa se ha qualche fratello il Pesce? So che sono diversi fratelli perché mi occupai io anche dello sviluppo e quindi uscì fuori la situazione anagrafica. Quindi sono diversi fratelli, ma non le saprei dire al momento i nomi. Ho capito. E sulla epoca delle telefonate, lei in particolare ha fatto riferimento a telefonate in cui il numero chiamato è quello intestato a Gioia Anna. Sì. Saprebbe dirci in questo momento il periodo di quella... Consultando il tabulato, sì. Che non ha in questo momento? No, al momento non ho con me. E l'epoca della trasmissione di questo rapporto, sì, lei ha detto mi pare febbraio 95, di questo rapporto, di questa CNR, che cos'è? In data 2 febbraio 95. In data 2 febbraio 95, mi pare di aver capito, al dottor Zuccolo lei trasmetteva che cosa? Chiedo scusa, non trasmisi l'analisi completa. Questa qui è una lettera che io indirizzai sempre alla DDA facendo riferimento alle utenze che erano fuoriuscite.
L'ho trasmessa in seguito, adesso sicuramente non avrò commettere di trasmissione, ma sarà stata a distanza di massimo un mese e mezzo. Ecco, lei ricorda il numero del procedimento cui faceva eventualmente riferimento nell'ambito Certo, della nota? il procedimento 4025/93. Vabbè, 4025/93. /93. Grazie. Prego. Avvocato Fichiera, Presidente. Sì. Senta Maresciallo, mi dice esattamente la data di inizio delle indagini? Di quale indagine? Quelle delle quali si è occupato lei personalmente. Io ho parlato sia della SACES, sia delle relazioni di servizio svolte a Roma, sia dei servizi svolti sul Galea. A cosa si riferisce esattamente lei? Queste indagini qua, l'inizio. Io iniziai a lavorare sul Galea all'incirca verso l'88-89 e fino a quando andai via poi da Messina, quindi intorno alla fine 92, inizi 93, non vorrei sbagliarmi adesso, smisi poi di lavorarci. E su altre, diciamo, circostanze sulle quali ha riferito, lei ha continuato a lavorare dopo questo periodo? No, poi non continuai più a lavorare, diciamo soltanto che mi sono occupato anche delle dichiarazioni di un collaborante che faceva riferimento a questi nominativi. Ecco, quindi se lei intende che ho svolto degli accertamenti ulteriori, ma soltanto per riscontro alle Come delle dichiarazioni, attività di riscontro. E queste arrivano anche dopo, un periodo successivo, perché lei parlava di una lettera del 95, se non sbaglio. lettera del 95, no, del 95, se qui parliamo di relazione di servizio parliamo sempre del 91. Ma la lettera che ha trasmesso... Ma parliamo di SACES adesso. 2 però. febbraio 95. 2 febbraio 95, sì, ma questo qui è il tabulato intestato alla SACES, quindi le risultanze, gli accertamenti anagrafici svolti sui numeri telefonici contenuti in quel tabulato. E in quel Ma periodo... mi riferisco io solamente allo sviluppo anagrafico, non è che ci furono poi delle indagini svolte su ogni nominativo. Senta Maresciallo, lei ha riferito che il Motta lavorava presso lo studio del geometra Mangion. Sì. Mi può riferire come ha accertato questa circostanza? E fu accertata anche da un verbale che diede lo stesso Motta Antonio, non baderato alla presenza del dottor Sarpotta. Lui in pratica fu chiamato a rispondere perché aveva effettuato un movimento con degli assegni superiori ai 20 milioni. Di questo ora gli farò qualche domanda dopo. Sì, ma non sono molto informato in materia. In ogni caso fu il Motta stesso a dire che lavorava presso lo studio del geometra Mangion. E si ricorda se il Motta le riferì, cioè che lavorava presso il geometra Mangion saltuariamente o effettivamente presso lo studio? Cioè se era un impiegato oppure lavorava saltuariamente? Non è che lo riferì a me, è un verbale che io ho letto, ne sono venuto a conoscenza. Non ricordo esattamente adesso se lavorava lì a tempo pieno o se era un aiuto saltuario. In ogni caso disse che frequentava lo studio Mangion. Ecco. Senta, lei ha detto che il Motta era stato sottoposto a delle indagini. Si riferisce solamente a questo procedimento per assegni o ve ne erano degli altri? Io non so se al momento possono essere coperte da segreto istruttorio, però c'erano delle indagini in corso. Sì, ma il procedimento al quale si riferiva lei, cioè dicendo che era sottoposto alle indagini, era attenzionato, è questo procedimento del quale sta parlando adesso, questo per degli assegni? No, questo qui degli assegni fu soltanto un verbale che noi trovammo facendo una ricerca fascicolare, cercando di conoscere meglio la figura del Motta Antonio, quindi all'interno del fascicolo, sono baderato in questura, trovai questo verbale e quindi lo presi agli atti. E sento una cosa, non le chiedo il numero di iscrizione al registro notizia di reato, però se non sbaglio ha ricordato che il magistrato che condusse le indagini fu il dottore Serpotta. Dottor Sarpotta, sì. Senta, lei poi ha avuto conoscenza del fatto che questo procedimento venne archiviato? No, questo non lo so, io ripeto, vidi soltanto quel verbale e da lì rilevai che lui aveva la frequentazione presso lo studio Mangion, a me quello interessava, non il resto, ecco. Il fatto che un procedimento venisse archiviato penso che giova a delle indagini. A me serviva se la soltanto figura... sapere dove lui prestava la sua opera, non interessava sapere poi come finì la vicenda. Quindi ha conosciuto di questo procedimento degli assegni in via incidentale? Sì, solamente perché consultando il fascicolo nominativo del Motta Antonio, non vorrei sbagliarmi, fu presso la questura di Catania,
e uscì fuori questo verbale, vidi questo verbale, ecco. Quindi a me interessava solamente unicamente vedere dove il Motto Antonio prestava la sua opera. Lessi che frequentava o saltuariamente o in maniera fissa, definitiva, lo studio Mangion, e quello mi bastava. Poi del resto non mi interessava più nulla. Grazie, non ho altre domande. Prego. Presidente, Possiamo io sì, licenziare? premetto che limiterò il mio controesame esclusivamente a quella relazione di servizio per cui il testo era stato citato. No, in questo momento no, signore, non possiamo interrompere l'esame del testo. Si riferisce al testo tramite il difensore con il controesame e tutto quanto. Allora, basta così per favore. Avvocato Catania. Sì, lei ha parlato di questo viaggio a cui avrebbe partecipato Aiello Alfio. Questo viaggio all'estero è l'unico o ce ne sono di più? Effettuato da Aiello Alfio? Aiello Alfio, sì. Dovrei consultare i verbali di intercettazione telefoniche perché, ripeto, che io ricordi, l'unico servizio di pedinamento effettuato presso l'aeroporto fu questo. Dalle intercettazioni telefoniche emergeva che ci furono altri viaggi, ma adesso non posso ricordarmi. Non può ricordare. Quindi la relazione l'avete fatta su quest'unico viaggio. In questa occasione l'Aiello Alfio come arrivò all'aeroporto? Arrivò autonomamente o arrivò insieme ad altri soggetti? Guardi, io stavo a Roma, aspettavo che i soggetti scendessero dall'aereo. No, io stavo a Roma. Non era a Catania lei? No, avvocato, se lei legge la relazione leggerà che io ho firmato la relazione di Roma. Quindi lei non era a Catania? Io stavo già a Roma. Ma lei ha letto altre relazioni? Vabbè, comunque la relazione è agli atti, non lo sa. Certo. Lei Non posso dire un qualcosa alla quale non ho assistito personalmente. Siccome lei ha letto, ha parlato di relazioni che non ha fatto lei, pensavo... No, io ho parlato di azioni alla quale ho partecipato io. Va bene, non facciamo polemiche inutili. Allora, al ritorno da Roma comunque, sì. Aiello Alfio era presente nel controllo, nell'accertamento che avete fatto voi? No, non tornò lui dalla Romania in pratica, al posto suo tornò Russo Antonino. E poi avete fatto accertamenti per verificare quando è tornato oppure... Probabilmente sì, ma adesso non le saprei rispondere, probabilmente sì. Ma noi, ripeto, eravamo più interessati alla Galea e all'Aiello Vincenzo e non all'Aiello Alfio. Miravamo il servizio in un'altra direzione, ecco. E perché? Per questo perché, scusami, rispetto all'Aiello Alfio perché non eravate interessati? Perché, lo torno a ripetere, noi la fonte confidenziale aveva indicato in Galea Eugenico un emergente della malavita catanese. Quindi sapevamo da intercettazioni telefoniche che... Sì, no, non mi interessa, io cioè di Aiello Alfio sto parlando, non mi vada su altre posizioni che io non assisto, non difendo. Dico. Quindi diciamo Aiello Alfio aveva uno scarso interesse investigativo per voi. Ecco da parte nostra sì, da parte nostra. Miravamo più sul Galea e sul fratello. Non ho altre domande. Lei, avvocato Catania, difende anche Aiello Alfio. Vuole avvicinarsi perché chiedeva la parola, mi pare, il signor Aiello. Aiello Vincenzo. Sì. Scusa. E posso intanto... Avvocato Romano, sì. come? Maresciallo, mi scusi, lei poc'anzi ha fatto il nome di Fazio Umberto confondendolo con Di Stefano in un primo momento del sì, no. Ecco, in occasione a quale episodio questo nome è uscito fuori durante un pedinamento svolto da Catania a Roma. In pratica i soggetti, l'Aiello Vincenzo si recò a prendere sotto casa il Galea Eugenio nelle prime mattinate, non vorrei sbagliarmi, sarebbero state le 5 e mezza del mattino. Dopodiché si recarono in via della Scogliera, ma è tutto relazionato, adesso non vorrei confondere le vie, ecco. E salì a bordo dell'autovettura il Di Fazio, che fu conosciuto da personale operante di Catania. Poi accertamenti eseguiti confermarono che presso quel civico abitava il Di Fazio Umberto. Ecco, il Di Fazio si pose alla guida del Mercedes e partirono alla volta di Roma e noi li pedinammo fino a su.
Poi non so se devo proseguire, posso dire pure dove andarono e cosa fecero. Sì, cosa fecero? Andarono presso la Vianini Costruzione, almeno uno stabile grandissimo, enorme, dove fra gli altri c'erano ubicate le sedi della Vianini Costruzioni, della Caltagirone SPA ed altri. Si incontrarono con un personaggio che fu in seguito identificato in base a un servizio fotografico, adesso non ricordo il nominativo, no? Dopodiché l'Aiello Vincenzo passò presso un negozio di calzature, probabilmente fece qualche acquisto e poi ritornarono a Catania. Noi all'imbocco dell'autostrada il ritorno però li lasciammo. Ho capito. E tutto questo risulta dalla relazione di servizio? Tutto relazionato, sì, certo. E qual è questa relazione di servizio? Adesso non ce l'ho con me, ma posso sempre produrle. Sì. Certo, posso sempre produrle. Grazie. Prego. Avvocato Calì, Presidente. Proceda. Marciano, lei ha riferito di un'attività di indagine svolta nei confronti del Galea a decorre dal 1988, ricordo bene? Occhi e croce, insomma, non potrei essere preciso, ma se non sarà l'88 sarà l'89, insomma, ma gli anni sono quelli. Non ho mai fatto un calcolo 88-89 preciso. fino al 1900? Come? Fino a che anno? Ma all'incirca il 92, penso, occhi e croce il 92. Senti, Bisognerebbe vedere l'ultima relazione di servizio e quando risale, ecco. Durante questi anni di indagine che lei ha svolto nei confronti del Galea, perché lo ha attenzionato in virtù delle fonti confidenziali che aveva ricevuto, ha avuto modo di poter accertare singoli fatti specifici penalmente rilevanti, cioè fatti illeciti addebitabili al Galea? Ma se lei si riferisce a reati veri e propri, no, è evidente. Io non ho visto mai commettere un reato da parte del Galea. Senta, durante lo svolgimento delle indagini lei ha anche riferito di avere notato Galea Eugenio in presenza di Galea Fulvia. Ha avuto modo di accertare dallo svolgimento delle indagini, dall'attività investigativa che ha svolto, se fosse stata consumata un'attività illecita anche da parte di Galea Fulvia? Io non ho visto il Galea Eugenio unitamente alla Galea Nazarena Fulvia, ho detto che dalle intercettazioni telefoniche usciva fuori una frequentazione assidua tra i due Galea, che poi mi sembra che siano pure cugini, e addirittura la Galea Nazarena Fulvia si recò in Romania unitamente al marito Gentile Fabrizio, e ci fu anche una pressione da parte del Galea affinché la cugina andasse su perché urgeva la sua presenza. Ecco, ascolti un attimo, per quanto riguarda lo svolgimento di questa indagine in particolare, lei ha avuto modo di poter accertare se fosse stata avviata un'attività economica in Italia o comunque in altri paesi, in Romania, da parte della Galea Fulvia? Questo non glielo posso dire, le posso solamente dire che ci fu un ufficiale dei nostri che unitamente a un funzionario dell'Alto Commissario si portarono in Romania, dove contattarono la locale polizia cercando di poter stabilire un punto di contatto, però mi sembra di ricordare che poi la polizia romena non ne fece più nulla. Lei ricorda il nome dell'ufficiale che ha svolto questa attività? Il maggiore Vitale, no, il maggiore comandava l'anticrimine di Messina. In servizio dove? Adesso non glielo so dire, so che non è più a Messina. Maggiore Vitale? No, Vitale, mi sfugge il nome, il cognome adesso, ma non è Vitale. Mi sfugge attualmente, Senta, in seguito mi sfugge adesso. Lei ha fatto riferimento anche a una società denominata Domiron. Sì. Avete svolto atti di indagine per accertare l'oggetto sociale di questa società? Io personalmente no, però mi risulta che fu l'Alto Commissariato. Da cosa le risulta? In modo che così cerchiamo di precisare meglio l'oggetto della domanda. Perché consultando sempre i fascicoli del Galea non moderato, mi sembra di aver visto una lettera di trasmissione. Un momento, informativa dell'Alto Commissario. scusi che abbiamo un'interruzione della registrazione. Stavo dicendo che ho letto, mi sembra, nel fascicolo di questura c'era un'informativa dell'Alto Commissario redatta a quei tempi in cui si faceva riferimento a questa Domiron e c'erano degli sviluppi. Sicuramente gli stessi sviluppi saranno in possesso pure dall'anticrimine di Messina, dai carabinieri. Penso di sì. Io sinceramente non li ricordo, ma probabilmente ci saranno. Per quello che invece è nella sua memoria con dati Valenti, certi, l'ufficiale di prima è Valenti, il capitano Valenti. Ecco, no, l'ufficiale è Valenti. Invece relativamente alla Domiron, ciò che lei
ricorda certamente, cioè come esito di attività di indagine, cosa ha potuto accertare, qual è l'oggetto sociale della Domeron, se lo ricorda in modo certo o no? No, assolutamente, perché noi aspettavamo le risultanze dalla locale polizia rumena e non mandava mai nulla. Infatti noi pensavamo che volesse ostacolare. Probabilmente poi saranno arrivati, poi fu trasferito anche. Lei ha partecipato anche al controllo dei documenti di Galea Eugenio all'aeroporto di Roma? Ero presente, ma non all'interno della stanza doganale. Io effettuavo i pedinamenti, quindi non potevo materialmente farmi vedere da loro, non potevo presenziare. Ecco. Parteciparono però i colleghi di Roma. Lei ricorda se nel momento in cui il Galea fu poi rilasciato, dopo il controllo dei documenti, vi era in coincidenza la partenza di altro aereo con destinazione Catania e quindi avevano necessità di affrettare la loro corsa per andare a prendere l'aereo e non perdere la coincidenza? Guardi, quel giorno ci furono diversi scioperi aeroportuali, probabilmente stava tentando di vedere se qualche aereo in partenza per Catania fosse stato ripristinato. In ogni caso non riuscì a partire, salirono a bordo di un taxi e si portarono presso Fiumicino. Noi, per non pregiudicare l'esito del servizio, li lasciammo, poi sapemmo che tornarono a Catania anche dei colleghi, ecco, li aspettavamo poi giù. Grazie Presidente, io per il momento non ho altre domande, mi riservo di intervenire successivamente in esito all'ulteriore esame. L'imputato Aiello Vincenzo, io ne sono l'autore, al di fuori di ogni mediazione tecnica, fa richiesta di confronto con il testo. Allo Stato mancano tutti i presupposti perché possa essere presa in considerazione una tale richiesta. Se per il momento non ci sono altre domande possiamo licenziare il testo. Sì, c'è quella richiesta eventualmente per il controesame, se si avvertono quelle condizioni. Certamente, Avvocato. Sì, Presidente, sì, devo fare ancora qualche altra domanda. La prima, lei ha fatto riferimento ad una utenza telefonica tra quelle chiamate dal cellulare intestato alla Saces, se non sbaglio un tale Testa, poc'anzi lo ha indicato, io l'ho appuntato. No, come Saces mi uscirono Aiello Margherita, La Barbera Gioacchino, Gioianna, Pesce Antonio, Mancuso Nunzia, Somma Tommaso, Rizzo Nervo Gaetano, Motta Antonio e Russo Santo. No, questo Testa no. No, non credevo che fosse uscito. La DIA di Catania ha svolto, se lei ne è a conoscenza, accertamenti su un numero telefonico eventualmente trovato nel corso di una perquisizione effettuata all'Aiello? Potrebbe anche essere, ma io non ne sono a conoscenza. Per quanto riguarda le indagini, il cui esito sostanzialmente lei ha riferito con riferimento alla Saces, con riferimento alle altre società, i testi che noi ancora dobbiamo sentire, cioè Pellegrino, Sanzalone, il maresciallo Tavano, Leonardo, le risulta che abbiano compiuto atti inerenti a queste indagini oppure si sono limitati soltanto a essere presenti a quegli incontri che avete? I servizi intesi come Saces, che io sappia, no. No. Intesi come pedinamenti nei confronti del Galea e dell'Aiello, sì. Quindi, cioè nel periodo in cui lavoravano al ROS o comunque al CIS di Messina? Sì, certo. Eravamo tutti quanti facendo parte sia della sezione anticrimine di Messina e sia del nucleo in sostanza anticrimine la mia domanda è tesa ad evitare di disperdere materiale eventualmente da acquisire, cioè i testi che le ho citato non hanno fatto indagini in merito a queste... E io voglio precisare una cosa, ecco, hanno collaborato anche loro, però diciamo che maggiormente eravamo altri a seguire l'indagine, loro hanno anche partecipato, ma non più di tanto, ecco, hanno partecipato a qualche operazione, a qualche pedinamento. Ho capito, grazie. Può andare, maresciallo, grazie. Penso che sarà richiamato in seguito per il controesame. Mi scusi, lei è? Vice brigadiere Pennisi Alfio. Nato? Giave 6-12-59. Vuole leggere la formula, brigadiere? Sì.
consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con le mie deposizioni, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è mia conoscenza. Ascolti le domande del pubblico ministero. Sì. Maresciallo. Brigadiere. Brigadiere. Io mi sono distratto, dove presta servizio adesso? No, ho capito, scusa. Dove presta servizio adesso? Al Rosso di Catania. In precedenza ha svolto servizi anche in altri posti? Sì, ma a Cereale, non di più. Senta, lei ha svolto attività di indagine nei confronti di Galea Eugenio? Sì. Desideravo chiederlo, posto che già abbiamo sentito un suo collega, quell'attività da lei svolta è limitata alle relazioni di servizio che sono a sua firma, cioè a 2 relazioni di servizio che almeno ha l'ufficio del pubblico ministero, datate 15 giugno 91 e 18 giugno 91? Sì. Che lei ricordi, oltre a quei servizi di pedinamento e appostamento, anzi, le chiedo innanzitutto, lei in quei servizi di pedinamento e appostamento dove ha operato esattamente, in quale parte del territorio? Sì, si incominciava da Casa Galea e si pedinava il soggetto fino dove si poteva. Lei è stato a Roma pure? No, solamente servizio a Catania. A Catania. Allora, adesso volevo chiederle, per quanto riguarda quel periodo in cui avete attenzionato il Galea, al di là di quanto riferito nelle relazioni di servizio che le ho menzionato poc'anzi, vi sono stati altri servizi di pedinamento e appostamento? Sì, altri servizi sono stati eseguiti da altri miei colleghi. Da altri suoi colleghi. Io non ho altre domande per il momento, Presidente, posto che il tema specifico l'abbiamo esplorato e le relazioni di servizio fanno parte anche del fascicolo del dibattimento. Ci sono domande per il testo? Partecipato all'accertamento svolto all'aeroporto di Catania? Quale accertamento? Perché Quello del 14 giugno 91. quando il Galea è partito per Roma e poi da lì è proseguito per Bucarest, se non ricordo male. Sì. Sì, eravamo all'interno dell'aeroporto. Lei in quell'occasione ricorda Aiello Alfio se arrivò all'aeroporto autonomamente, se si trovava già in aeroporto o arrivò in compagnia di qualcuno? Io nella relazione che ho sottoscritto mi ricordo che il Galea si è incontrato con l'Aiello, poi mi sembra che si sono incontrati, cioè l'Aiello era già all'interno dell'aeroporto. Le sembra o è sicuro che è così? Direi sicuro perché noi non l'abbiamo pedinato, ecco, ce l'abbiamo trovato all'interno dell'aeroporto. Non ho altre domande. Avvocato Calì? Sì, una domanda, Brigadiere Pennisi. Lei ricorda quando ebbe modo di vedere Galea uscire dalla propria abitazione se era in compagnia di altro giovane? Di altra persona? Di altra persona, se non ricordo male, col nipote, con Esatto. Grasso. Il nome, io desideravo sapere il nome, lo ricorda? Grasso Salvatore, se non ricordo male. Avete accertato il rapporto di parentela che esiste fra i due? Io personalmente no, ma per dire che il nipote sicuramente qualcuno avrà fatto accertamenti dovuti. Ha accertato anche dove abita il nipote? Se abita nello stesso stabile? No, io no. Va bene, non ho altre domande, grazie. Pubblico ministero? Sì. Lei non ha mai fatto un accertamento riguardante un pedinamento verso Roma? Pedinamento si fa per dire verso Roma, un'attività di appostamento verso Roma? Sì, come no. Una mattina abbiamo pedinato il Galea da casa sua io l'ho pedinato fino a Salerno circa.
dopodiché l'abbiamo lasciato perché noi eravamo con la macchina una utilitaria. Sì, dico, questo accertamento è l'unico accertamento o ne avete fatti altri verso Roma? Che per quanto mi riguarda la mia persona, questo solo. Per quanto riguarda... Questo quando sarebbe avvenuto? In quale anno? Guardi, io ho la relazione di servizio, se lei mi fa Può consultarla. la posso consultare? Sì. Magari gli posso dire qualcosa. A luglio 91, Sì, comunque nel 91. Sì, dico, e questa quindi è l'unica a cui lei ha partecipato? O ce ne sono altre? Per quanto riguarda Roma, sì. E altri suoi colleghi sa se hanno fatto stessa attività verso Roma nel periodo successivo? No, non gli saprei rispondere a questa domanda, avvocato. Nel senso che non sa dire né sì né no? Perfetto, credo che altri servizi ne sono stati fatti, abbastanza direi, però per Roma non lo so. C'è questo qua, quello dell'aeroporto che ho citato poco fa. No, dico, io allora vediamo se posso capire meglio io. Sì. C'era questa attività, diciamo, in cui questi soggetti erano attenzionati, per utilizzare questo termine. Questa attività fin quando è durata? Cioè nel corso del 91 era già in atto? Aspetta un attimo. Nel corso del 92 continuava? È stata lasciata, poi non ricordo le date, e poi è stata nuovamente iniziata l'indagine. No, scusi, non l'ho sentita. Allora, questa attività è proseguita per parecchio tempo. Le date purtroppo io non ce l'ho. Dico, allora facciamo riferimento a quel luglio 91, dico, nel 92 continuava ancora questa attività? Io questo gli ho detto, avvocato, non ricordo se è stata continuata. Vabbè, non ho altre domande, grazie. Prego. Posso? Scusi, brigadiere. Durante i servizi di pedinamento e di appostamento che avete effettuato nei confronti del Galea, avete avuto modo di accertare se la causa dei viaggi all'estero del Galea fosse per motivi sanitari, terapeutici? No, per quanto riguarda servizi, cioè la partenza di Galea per la Romania, no, non direi. Si incontrava con delle altre persone, almeno di quello che sappiamo. Ma dagli atti di indagine che voi avete svolto, non vi risulta che il Galea si sia recato all'estero per sottoporsi a intervento chirurgico? Io di mia persona non so nulla, però ho sentito dire da altre persone, da altri colleghi, che una volta il Galea si era recato a Vienna, in Austria comunque, per un intervento chirurgico a un occhio, se non ricordo male. Però, gli ripeto, per sentito dire sto parlando, non di prima persona. Sì, e comunque mi dica, dall'attività di indagine complessiva, lei ha avuto modo di accertare fatti illeciti o consumazione di reati al Galea durante il servizio di pedinamento, di appostamento, di osservazione? Fatti illeciti o commissariati non direi, no. Abbiamo effettuato servizio di pedinamento e basta. È fotografico in certe volte. Grazie, brigadiere. Posso? Brigadiere, mi scusi, quella volta nella quale avete pedinato il Galea sino a Salerno, in che automobile viaggiava il Galea? Si ricorda? Sì, su Mercedes e noi eravamo su un utilitario, un 2-3. E senta, chi c'era alla guida del Mercedes? Avete identificato? Se non ricordo male, alla guida c'è stato anche, oltre a Laiello, Umberto Di Fazio. Ho capito, la ringrazio. Prego. Possiamo licenziare il testo, può andare, brigadiere, grazie. Presidente, possiamo rinunciare anche all'altro test? E per quanto riguarda gli altri che erano nella lista, per oggi non erano citati altri? Ce n'erano citati altri ma non sono comparsi. Sì. E allora il test successivo nessuno ha interesse, quindi possiamo licenziarlo senz'altro. Chi è? È un altro maresciallo.
Maresciallo? Tavano? Sì. Tavano. Va bene, allora si licenzia il testo Tavano, l'ufficiale giudiziario può provvedere a licenziarlo. E a questo punto il signor Stranomario, la scorta mi dovrebbe accompagnare qui il signor Stranomario. Signor Fede. Prego i difensori di non allontanarsi ancora perché dobbiamo organizzarci per la prossima settimana. Un momentino, dopo questo atto darò delle comunicazioni. Si accomodi, signor Strano. Buongiorno, signor Presidente. Buongiorno. Signor Presidente, lei lo sa, io sono grande di età. L'anno scorso mi hanno operato degli occhi. Ora ha 2 mesi che mi sento gli occhi disturbati. 2 giorni fa sono andato al dottore, ha venuto il dottor Bionti, e mi ha riscontrato di nuovo una voce cataratta. E ho urgentemente bisogno di andarmi a operare. Ora, siccome qui a carcere, per poter parlare con il dirigente sanitario si passano dei mesi, perché devo trascurarmi? Mio fratello già sta perdendo gli occhi. Mio fratello Giuseppe già c'ha l'occhio che non ci vede più, signor Presidente. E per tutta per trascuranza. Ah, poi ci devo dire un'altra cosa. Per il collaboratore signor Pandarino, quando ha parlato di Longo Santo è mio nipote, è sposato con una figlia di mia moglie. Non appartiene a me appartengono solo i miei figli. Mio nipote è sposato con mio nipote. Per quanto riguarda i problemi di salute, i difensori sanno come devono fare, signor Strano. Perché mi pare che... Dico, per quanto riguarda i problemi di salute e eventuali interventi chirurgici, i difensori sanno come fare, perché ce ne siamo già occupati. Io sono venuto perché non c'è l'avvocato mio, per questo sono venuto io. Bisogna fare una richiesta con tutto il seguito. Lo sanno, perché già l'abbiamo seguito già la sua situazione e anche quella di suo fratello. Signor Presidente, ha 3 anni che sono in galera. Ma insomma, di che cosa devo corrispondere? Questo già l'abbiamo fatto questo discorso. Ma insomma, ma signor Strano, l'abbiamo fatto questo discorso, abbia pazienza e non ammetto più dichiarazioni in proposito a verbale. Grazie a lei, buongiorno. E allora, per quanto riguarda i programmi prossimi, visto che Avvocato Catania dov'è? Siamo ritornati, grazie alla dedizione al processo di certi testimoni che vengono citati e non si presentano, siamo tornati a ritmi, come dire, medio orientali? Mi pare che quando abbiamo lavorato dalle 11 sino alle 14, a voglia. Presidente, dico, c'era anche qualche altro testo che poteva essere sentito più approfonditamente. Infatti mi sono rivolto al mio interlocutore privilegiato in proposito. Dico, giovedì prossimo dovremmo cominciare con la escussione dei testimoni della difesa. Ora, però, per la citazione, io qui vedo che la maggior parte dei difensori sono assenti, quindi non so come fare. C'è una richiesta per Campanella Alfio, c'è l'avvocatessa Danna, mi pare c'era. E allora potrebbe cominciare con la lista depositata il 9 maggio 95 dall'avvocato Guzzone, va bene? Mirabella Carmelo, La Vecchia Salvatore, Maiore Francesco. E poi ci sono anche testi di risulta che erano stati ammessi, li può citare pure per... Sì, per giovedì saranno, credo che saranno la maggior parte presenti, sia per il Campanella che per il signor Maugeri. Sono testi citati nel corso del dibattimento ai sensi del 195. Perfetto. Poi... Avvocato Fichera, lei sostituisce l'avvocato Libera, mi pare, e quindi si potrebbe attivare per la citazione dei 15 testi ammessi per Fichera Alfia. Venerdì, Presidente? Venerdì prossimo o sempre giovedì? Per giovedì prossimo.
cioè una settimana oggi. Devono rispondere su una sola circostanza, mi pare, per cui potrebbe essere benissimo espletato. Poi c'è un'altra lista sempre per Fichera Alfio, ma questa è dell'avvocato Gino Grassia, mi pare che non è più difensore di Fichera l'avvocato Grassia, o sbaglio? È stato revocato. Ora, però c'è sempre un altro condifensore. Sì, ma intendevo sapere se insistete in questa lista presentata da altro difensore, cioè su questi testimoni e sulle circostanze, se vi interessa. Se insistete lo dico certo, Presidente. Sì. Comunque, allora, anche per questi qua lei può fare le citazioni, può dire di fare le citazioni per giovedì, salvo ripensamento, nel senso che di rinuncia da parte vostra. Ma allo Stato non c'è rinuncia. Allo Stato non c'è rinuncia. Quindi allora i testimoni per Fichera Alfio possono essere sentiti pure giovedì prossimo. Allora vediamo. Campanella, visto che qua. C'è l'avvocatessa Valenti per De Manuele Natale e può citare i suoi testimoni anche per giovedì. Quanti sono, Presidente? Sono 5, però no, sono un po' di più, veramente sono sino alla lettera L, fanno 10, però sono su una sola circostanza, sono raggruppati per dire, sono 3 gruppi per dire, quindi su 3 circostanze devono essere esaminati. Poi dobbiamo vedere chi si presenta e chi no, quindi io direi di... Sì. Presidente, mi scusi, riepilogando abbiamo testimoni sinora per Campanella Alfio, per Fichera Alfio e per De Manuele Natale. E io indicherei anche, dal momento che c'è l'avvocato Fichera qui, i testimoni indicati dall'avvocato Lipera anche per Lore Filippo e Lore Salvatore. Sì, quanti sono quelli? Quanti sono quelli? Però tieni Presidente, dico vorrei essere vorrei io mi dovessi tenere mia sta cosa di vorrei. Vabbè, dico, sì. Ancora a tempo siamo. Quanti sono? Ma forse aspetta Presidente, non è il caso proprio considerato mi dovessi tenere questo riferimento tu, no? I clienti della torrefazione Lore, di cui all'allegato elenco. No, questo non fu annesso. È stato ridotto, se non sbaglio, Presidente. Adesso No, mi pare che non fu annesso completamente perché c'era allegato il tabulato, mentre invece ci sono i signori Piscitello, Sicali, Esposito, Farinato, Porto e Zito per riferire sui fatti contestati, il professor Gaetano Siciliano, commercialista, e il maresciallo Aronica della Guardia di Finanza. E poi lei accerterà sui clienti. Io infatti non ricordo il contenuto esatto dell'ordinanza ammissiva, però se non sbaglio è stata ridimensionata, mi pare, nell'ordine di 5. Va bene, controllerà lei. Però penso che sia fatto 5 liberi tra tutti quelli del tabulato. Presidente, scusi, anche se non sbaglio vi sono sempre sui loro erano stati ammessi dei testi di riferimento. Li può citare, avvocato? Presidente, vorremmo sapere su che cosa erano questi testi di riferimento, se cortesemente... Lo possiamo risolvere, se l'avvocato ce l'ha presente in questo momento?
No, ne ricordo solamente uno che poi fu ammesso, era sulla circostanza relativa a un prestito, se non ricordo male, che il dottore Bertone aveva delle perplessità, ma poi se non sbaglio furono superate. Io ricordo solamente questo, poi non controllerai se ci sono delle lo devo perplessità. verificare e informerò. Si verificherà in seguito, anche perché mi pare di ricordare che sono stati ammessi come testi di riferimento solo quelli per i quali le posizioni delle parti erano convergenti. Cioè quando ci sono state questioni non pare No, che esatto, Presidente, lei aveva sollevato delle perplessità. allora se ci siamo riservati dovrebbe prendere il verbale. Poi l'indomani mattina li ha ammessi. Io ricordo che lei aveva fatto riferimento a un testo di cui non aveva indicato il recapito. Comunque dico, se prendiamo il verbale forse sarà meglio avere il verbale davanti. Presidente, chiedo scusa, noi dovevamo anche avere la presenza di Miceli Antonio. Non ho ben compreso se rientrava fra le persone già ammesse dalla Corte a seguito della richiesta fatta infine alla relazione introduttiva, o se la Corte si era riservata di decidere. Mi scuso perché si tratta di un imputato connesso. Sì, signora Presidente. E non fanno parte sì, ma siccome la Corte originaria. quando ne fece la richiesta l'ufficio del pubblico ministero disse poi decidiamo dopo. Ma si riservò di verificare se c'era, devi andare a controllare l'ordinanza o il verbale, se il pubblico ministero può fare questo accertamento, se il test risulta ammesso, insomma lo può portare, questo è. Comunque lo possiamo portare già da venerdì, da domani o martedì mattina? Sì. E per l'avvocato Giuffrida mi pare in sostituzione, c'era qualcuno stamattina, l'avvocato Catania o l'avvocato... Ecco, con difensore di De Luca Carmelo? Allora sarà l'avvocato Catania sarà su sostituzione. Qui vedo che c'è un solo capitolo di prova con 2 testimoni. Gli diremo che è uscito. E quindi possono essere citati pure per giovedì. L'avvocato Napoli lo sostituisce qualcuno? Ecco, avvocato. C'è una richiesta di 2 testimoni in favore di Marchese Alfio e Nicolosi Maurizio, cioè testimoni Marchese Alfio e Nicolosi Maurizio nell'interesse di Santa Paola Vincenzo. Sono solo 2 su una circostanza e quindi possono essere... Per giovedì, sì, questi di facile spedizione li citiamo tutti insieme. Una cinquantina, io direi. Presidente, scusi. Prego, avvocatessa. Per Emanuele Natale era stata fatta la richiesta di citazione di un test di riferimento. Va bene. Lo cito sempre per giorno 13, perché sì. sono stata autorizzata. Sì. Va bene. E poi c'è sempre l'avvocato Libera per Santa Paola Vincenzo Di Benedetto e Santa Paola Francesco. Non so se ne ricorda, avvocato Fichera. No, Presidente, l'avvocato Libera assiste Santa Paola Vincenzo Di Salvatore. No, qui è Santa Paola Vincenzo specificato, di Benedetto e Santa Paola Francesco. Ma non più adesso, allora, dovrebbe parlare con i difensori. Per chiarezza credo che i difensori di Santa Paola, Vincenzo e Francesco Di Benedetto siano l'avvocato Giuseppe Napoli e Francesco Strano Tagliarelli. Benissimo, allora possono citare per giovedì anche i testi di Rocco Salvatore, Interlanti Antonio, Grillo Davide, Nicolosi Maurizio, Marchese Alfio. Presidente, chiedo scusa, sono stati citati dal difensore di Santa Paola Benedetto e dalla persona di chi? Avvocato Libera. Va bene. Cioè,
voglio dire, se insistete, se rinunciate... In questa fase insistiamo, certamente, allo Stato. Ma anche per giovedì, Presidente, chiedo scusa perché mi pare che l'elenco sia corposo, non credo che tutti i testi possano essere sentiti. Signori, cerchiamo, appunto, il presupposto era quello di oggi essere una giornata eccezionale, perché abbiamo a disposizione mattina e pomeriggio giovedì prossimo, e in ogni caso i testimoni citati, che non saranno... Prima dobbiamo vedere quanti ne vengono, e poi se qualcuno, se non riusciremo a sentirne qualcuno in giornata, vuol dire che andrà venerdì automaticamente. Evitare il continuo rinvii e fare... No, non lo possiamo evitare. Presidente, scusi, per completezza, sempre con riferimento a Fichiera Alfio, io ricordo che già c'è un test di riferimento ammesso dalla Corte. Posso indicare già al pubblico ministero, non ricordo esattamente il nome, ma il proprietario del rustico che doveva riferire perché era stato chiamato in causa, quindi questo è stato già ammesso, e mi riservo eventualmente di indicare altri testi di riferimento che siano già stati ammessi dalla signoria vostra. Va bene. Ma proprietario in che tempo, lo ricorda, avvocato? Il nome per noi interesserebbe? Quello mi riservo di comunicarglielo appena ne avrò... Cioè, mi ricordo l'episodio che era il proprietario che era stato ammesso dal Presidente. Siccome ci sono stati più proprietari. Presente il signor Campione, mi pare, di vedere là in fondo. Signor Campione, dovrebbe dire all'avvocato Falcone di citare sempre per giovedì giorno 13 i signori Platania, Corvaia e Bonaventura, cioè i testimoni che ha già indicato. Bene. Mi pare che con questo basti. Poi vediamo per venerdì prossimo gli altri. Avvocato Calì, le volevo chiedere. Avvocato Calì, dov'è che non lo vedo in questo momento? Avvocato Calì. Avvocato Calì, c'è una sua richiesta di escussione di testi del... Prego. Dottor Vincenzo Montemagno, dottor Vincenzo Speranza, ispettore Olivieri, ispettore Merendino, ispettore Cadì. Non la lega perché credo che impiegheremo alcune ore se lei la leggesse tutta. Scusate un momento, scusate che non sento. Dicevo, Presidente, se lei la legge tutta impiegheremo alcune ore. Ecco, volevo sapere da lei, tutti questi pubblici ufficiali sono stati, in maggioranza sono stati sentiti, quindi bisognerebbe che lei rivedesse questa lista. Sì, Presidente. Indicando... Infatti è proprio quello che intendevo fare, però lei capisce che ho bisogno di un termine minimo per poter rivedere tutte le posizioni e poi rinunciare ai testi che sono stati comunque ammessi. E che termine ha bisogno, avvocato? Il tempo che mi potrà concedere la Corte. Un po' difficile da dire. Allora, venerdì alla fine dell'udienza è in grado di dirlo? No, Presidente, oggi no, certamente. No, oggi, domani sera. No, non faccio in tempo perché devo rivedere tutte le posizioni, lei lo capisce, Presidente. La prossima settimana. La ripresa martedì. Martedì? Lo dirà martedì allora, avvocato. Quindi ha il fine settimana per occuparsi di questo problema. Allora, alla prossima udienza di martedì o comunque al massimo entro mercoledì, Presidente? E così... No, al massimo entro martedì perché poi deve provvedere per la citazione per giovedì l'altro, avvocato. Devo provvedere alla citazione per quale data, Presidente? Per giovedì l'altro. Ma giovedì, oltre i miei testi, credo che ci siano tanti altri testi. Non questo giovedì, avvocato. L'altro ancora? No, non ce ne dovrebbero essere altri, perché il problema si pone per la sua lista e qualcun'altra lista che... Ecco, qua c'è la lista dell'avvocato Ruggeri, però per Cocuzza c'è citato anche il dottor Vincenzo Speranza e il dottor Vincenzo Montemagno, e ci dovrà dire se le vorrà ancora sentire
perché sono stati testimoni, mi pare che sono stati sentiti tutti e due dal pubblico ministero, o sbaglio? Il dottor Montemagno è stato sentito, però... Ecco, se insiste per l'audizione del dottore Montemagno. Poi c'è un altro problema, è quello della citazione dei pentiti. Qui si parla Gran Cagnolo Carmelo, Pulvirenti Giuseppe, Samperi Severino Claudio, Grazioso Giuseppe, Castelli Salvatore, Scavo, Litrico, Ciulla, Malvagna, e tutte persone che sono state sentite, e in aggiunta ci sono altri che non sono stati sentiti ma di cui sono stati acquisiti i verbali di dichiarazione. Presidente, le chiedo scusa. Anche per questi bisognerà ritornare sopra. Prego, Avvocato Russo. Quando poco fa dialogava con l'Avvocato Calì, io ho ricordato, fra l'altro, l'Avvocato Calì in quella sede assisteva insieme, credo già a me, non ne sono sicuro, all'Arcidiacono. Ovviamente adesso l'Arcidiacono lo difendo io, mi riservo anch'io di controllare quella lista dell'Avvocato Calì, fare la selezione e indicare quali sarà necessario sentire. Io non ho capito bene quando devo fare tutto questo. Se ho inteso, la Corte intende sentire un folto numero di testi giovedì prossimo. Sì. Giusto? Sì. Per avere il tempo delle citazioni e per avere un minimo per controllare quali siano quelli, quando dovrei indicare. Ma Avvocato, guardi, la prossima... Sono stati già tutti ammessi, dovrei Ascolti. fare una selezione. Sì. Ora guardate, la settimana prossima abbiamo udienza martedì solo di mattina, martedì 11 solo di mattina, ed è riservata ancora al pubblico ministero. Domani al pubblico ministero, martedì mattina al pubblico ministero, poi nel pomeriggio abbiamo il processo per gli omicidi, mercoledì non abbiamo udienza perché è impegnata l'udienza dalla terza sezione della Corte d'Assise. Presidente, se parla con i numeri preferisco, perché sennò i numeri, le date, in modo che mi rendo conto. Mercoledì 12 non c'è udienza, Avvocato. Poi abbiamo a disposizione il 13 e il 14, che sono giovedì e venerdì. Per giovedì abbiamo detto di citare quei testimoni per i quali non ci sono problemi. Il venerdì vedremo quali altri testimoni si possono citare, secondo gli avvocati che saranno presenti domani. Quindi noi andremmo, poi l'ulteriore udienza sarebbe quella di martedì 18. Mattina o pomeriggio? Mattina o pomeriggio per l'associazione? No, scusate, anzi, dovremmo andare Mercoledì. a mercoledì 19, sì. Mattina e pomeriggio. Mattina e pomeriggio. E il mercoledì 19 si dovrebbe già poter fare qualche cosa. Presidente, volevo ricordarle che anche per l'imputato d'Agata, l'avvocato Passanisi, che allora era unico difensore, ha presentato una lista che ovviamente abbiamo necessità di... E dico, sto lavoro per venerdì può essere fatto, in modo che poi noi possiamo utilizzare la giornata del 19. Venerdì, questo lavoro cosa intende? L'indicazione di quale? Venerdì questo? Per domani sera. No, Presidente, per domani sera. Se mi aiuta lei. No, io non ho il mio lavoro da fare, ma si può fare con un deposito in cancelleria, non lo so, per lunedì 17 per esempio. E neanche, perché poi... Ripeto, si tratta di testi ammessi, è una selezione che devo fare internamente allo studio per sapere quali è un Perfetto. Allora lei può procedere direttamente alla citazione per mercoledì 19 di quelli che riterrà di citare. Dico, un abbraccio li possiamo portare eventualmente? Certamente. L'importante è che non ce ne andiamo a spasso, per me, Avvocato. L'importante? Che non ce ne andiamo a spasso. Presidente, comunque, che lasciamo la passeggiata solo per il sabato sera, la giornata di domenica, e per oggi pomeriggio, chi ha la possibilità. A domani, signori, buongiorno. Presidente, così facciamo le due domande, è una cosa invece di
relazione di Pino Razio. Io intendo... Pino Razio è del dottor Carini? Sì, no, è in relazione al collaborante Pino Razio. Io ho sotto mano un verbale, ed è un verbale dibattimentale reso in data 18/3/96 innanzi alla terza sezione del Tribunale. Lo intendo produrre, ex articolo 468-493 terzo comma, solo nella parte, quindi con gli omissis, solo per la parte a cui ho interesse e che riguarda l'imputato di questo procedimento. Faccio presente che era peraltro il pubblico ministero del dottor Marino, che conosco proprio conto l'ufficio personale a quell'udienza, cioè chiedo di poterlo produrre nella pagina, diciamo, in cui si fa riferimento all'audizione del Pino Razio, e a pagina 8 è un'unica pagina in cui si parla di un imputato in questo processo da me assistito. Va bene, pubblico ministero? Il verbale di che giorno è? 18/3/96, cioè 2 mesi fa, marzo 96, e il processo andò Salvatore, cioè non lo potevo produrre prima. Noi, il pubblico ministero chiede di produrlo per intero, il verbale. Allora, l'avvocato Catena non Allora, lo fa, ci fa cosa gradita perché lo produce lei per intero. Presidente, io la mia richiesta di produzione con omissis ovviamente riguarda il fatto che io non posso... Chiaramente, dico, a osservazioni degli altri difensori, per quanto la riguarda, certo. Allora, se non il pubblico ministero chiede di produrlo per intero. Se non ci sono osservazioni si ammette la produzione. Signori, buongiorno.